l'enogastronomia, un connubio senza tempo che il fotografo trevigiano Renato Vettorato ripropone nei suoi scatti. Dopo Facce da chef e Facce di vite, ora arriva la conclusione di un ciclo di mostre di quello che ormai è stato definito il foto gourmet delle Tre Venezie. Per concludere con questa Facce di gusto, sono 52 personaggi sempre delle Tre Venezie di prodotti enogastronomici di eccellenza. Scatti ricchi di significato, dove i prodotti della nostra terra vengono immortalati accanto ai volti di chi ogni giorno con passione e fatica lavora per farli crescere e diventare quei cibi che tutto il mondo ci invidia. Una mostra figlia della passione di Vettorato per l'enogastronomia. Quest'anno poi che c'è l'Expo 2015, in effetti che si parla di enogastronomia, casualmente io ho fatto questa perché era un percorso che dovevo finire e perché io collaboro da anni in modo amichevole con la rivista Papageno, io sono praticamente dell'ambiente. Si vede anche dalla panza poi tra l'altro. La mostra, aperta al pubblico dal 17 gennaio al 22 febbraio alla Galleria del Teatro Accademico di Castelfranco, ha anche un risvolto benefico. Come già successo 2 anni fa, il ricavato sarà devoluto alla Casa dei Gelsi. Quest'anno voglio ripetere la stessa cosa perché sono molto contento di fare questa operazione, non solo un'operazione enogastronomica ma anche di beneficenza.